Amici bellini, e facciamolo sto video di calciomercato, perché no? Perché no? Visto che sto sentendo la qualsiasi cosa, e si dice sempre che nel calcio tutto è possibile, ma io resto con dei dubbi al riguardo. Facciamo dei ragionamenti più che delle previsioni, perché voglio ragionare insieme a voi. Cominciamo. Allora, amici miei, benvenuti, bentornati, tutti quelli, insomma c'è il nuovo Antonello Pannella, poi, non sei parente dell'amico Achille, non si sa, però benvenuto, bentornati tutti quanti, tutte quante, e in un periodo insomma dove di calcio giocato, perché poi non siamo nemmeno più abituati alla settimana tipo, ovviamente il mercato aperto, si fanno le ipotesi più disparate. E allora andiamo un attimo, non dico a debancarle, ma ad analizzare insieme a voi se certe cose sono possibili, plausibili, improbabili, eccetera, eccetera. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è lasciare il like su questo video. La prima cosa, voi lo sapete come funziona. La seconda cosa, con un Ambrabam ci aiutiamo e guardiamo un attimo che cosa succede nel Napoli. Vedi, questo è l'SSC Napoli, SSC Amazon, che si può anche cambiare il nome, tutto è possibile nel calcio, mi sembra giusto. Perché non dovrebbe interessarsi Jeff Bezos al Napoli? Perché non può essere? Questi poi gli amici dicono: ma perché tu lo escludi così? Perché se è vero come è vero che Amazon sta parlando, manda i bracci destri, quanti ce ne ha di bracci destri Amazon a Napoli, eccetera eccetera, al massimo sono discorsi di investimenti aerospaziali. Cioè, il discorso che voi dovete fare a livello logico, un imprenditore che è il secondo al mondo e tra i primi 4-5, è come, c'è solo Elon Musk prima di lui, può tranquillamente, se decide, cominciare a colonizzare Marte prima ancora che ci sia aria respirabile. Lo può fare tranquillamente. Quindi già mi chiedo che cosa se ne fotte Jeff Bezos del fuorigioco attivo di Giroud, per esempio, per farvi un esempio, oppure se il discorso del protocollo. Cioè, ragazzi, dobbiamo un attimo capire se Jeff Bezos si è interessato, si è innamorato del calcio, hanno fatto All or Nothing, no? Le varie serie TV, e si è innamorato follemente del calcio. A parte che secondo me si è innamorato più follemente della Premier, perché dopo aver fatto Manchester City e Tottenham hanno fatto la Juventus e poi sono tornati subito in Premier, e quest'anno stanno girando per l'Arsenal. Quindi io credo che sia più bello, non lo so, ho un'idea, uno che sa che i diritti TV della Premier, l'ultima squadra, prende di più della prima squadra italiana. Ma mi sento anche stupido a farveli certi discorsi, ma facciamoli, ragioniamo. Voi nei commenti mi potete dire: non hai capito niente, quando mai? È proprio così, l'Italia è molto appetibile perché si guadagnano un sacco di soldi in Italia, e quindi lui vuole fare questi investimenti. Io non lo ritengo possibile, però c'è gente anche che sta dicendo: poi dopo mi chiederete scusa quando succederà, eccetera eccetera. Vabbè, e io sono pronto a chiedere scusa a chiunque ha messo in giro questa notizia, e non è la prima volta, capita spesso, no? Tra arabi, cinesi, adesso ci mettiamo Amazon perché ci sono le cose, benissimo, e io sono pronto a chiedere scusa, la faccia mia sotto i piedi tuoi. Però tu, da qui al 2026, perché poi è facile mettere una cosa entro il 2026 senza nemmeno una data, tu che fai nel frattempo? Chiedi scusa a me tutti i giorni? Tutti i giorni che non succede? Non credo. Tu stai là, aspetti, nel frattempo stai diventando famoso, nel frattempo la tua radio viene ascoltata, eccetera eccetera, i retweet. Allora dovrò fare anche io così, mi devo inventare una cazzata clamorosa. Voi che siete gli amici bellini lo saprete, ve ne accorgerete che è una cazzata, e quindi non mi prenderete per pazzo e direte: ah, lo sta facendo, e qualcuno la fa girare, e così il nome diventa famoso e raggiungiamo i 15.000 iscritti.
Io non ho mai ragionato così, però più magari non lo so, il futuro è questo. Ragioniamo sul fatto che il Napoli da rosa transfer market qua ha 25 giocatori, compreso Zanoli, e si arriva a 26 perché torna Younes. Questa è la notizia vera. La notizia vera non è Tagliafico, non è Nandez, non è Kurzawa. La notizia vera è che Younes ha rescisso il contratto che era in prestito con il Francoforte e torna a Napoli. Ovviamente però già ha, e si sapeva perché addirittura è arrivata prima la notizia che lui del contratto in Arabia Saudita con una squadra di cui non so nemmeno, vediamo se sta scritto qua. Una squadra di cui non so nemmeno il nome. Probabilmente, eccolo qua, sì, Younes, vediamo un pochino se lo possiamo trovare, se già sta scritta, se ci sono delle... Al-Ettifaq, ecco qua, Al-Ettifaq è il club interessato, c'era pure il Genoa, ma pare sia fatta, quindi hanno trovato una risoluzione, lui c'ha già questo contratto pronto, quindi il Napoli si riprende Younes per rivenderlo ed è un'ottima cosa anche perché il contratto con il Napoli è in scadenza nel 2023, quindi te ne liberi e non credo che il Napoli non può, non è che se lo prendi perché magari lo valuti per il posto Insigne, non può perché dovrebbe togliere un'altra persona, un altro giocatore dalla lista e non mi pare il caso, a meno che non decidi di togliere Insigne, ma non credo proprio, a meno che non decidi di togliere un as, ma non credo proprio. Il centrocampo è il nostro reparto più completo in questo momento perché abbiamo recuperato anche un Bobotta su cui qualcuno aveva dei dubbi, io per primo, vediamo come gioca. Benissimo, di chi ci stiamo addirittura ponendo il problema, lo bot che non se torna anche chissà, gioca lo bot, centrocampo. Perché dovrebbe uscire la notizia di Nandez? Perché il Napoli dovrebbe interessarsi a Nandez quando siamo inguaiatissimi? E non parlo di gennaio, io sto parlando dell'anno prossimo. Perché mi metto su questa schermata che è la rosa della prossima stagione? Perché il Napoli, se sta facendo dei discorsi su Tagliafico, non li sta facendo per adesso, ma li sta facendo per l'anno prossimo, dove tu hai il problema che Gulam, che è a scadenza, non credo che verrà rinnovato, perché è un ingaggio interessante e perché ovviamente non è fisicamente pronto per fare una stagione tutta quanta. Di conseguenza, se noi andiamo a vedere per scadenza, noi vediamo che i giocatori che il Napoli sicuramente ha e sicuramente punta, quelli là che hanno una scadenza più lontana, sono questi qua: Giovanni Di Lorenzo nel 2026, Mario Rui nel 2025, Elmas nel 2025 e Osimhen nel 2025. Poi torneranno Contini, Sgarbi, Folorush, non ci pensiamo. 2024 Lobotka, 2024 Demme, perché io sto sentendo arriva Nandez, se ne va Demme. Che senso ha? Nel momento in cui noi perdiamo Anghissà e al massimo lo dobbiamo comprare, quindi non ce l'abbiamo l'anno prossimo. Abbiamo il problema serio, serissimo di Fabian Ruiz, perché guardate, nel 2023 scade Fabian Ruiz insieme a Koulibaly, Meret e Unas. È un problema molto serio, perché se Fabian non rinnova adesso, vuol dire che l'anno prossimo si ricrea il problema Insigne. Quindi un giocatore, visto che questo è l'andazzo, un giocatore che potrebbe decidere di impuntarsi e di non rinnovare, e tu perdi un giocatore come Fabian a zero. Di conseguenza che fai? Ti levi Demme? Non lo puoi fare! Non lo puoi fare, al massimo tu puoi prendere Nandez per sostituire Fabian poi dopo, ma stai spendendo una cosa di soldi, a parte che Nandez è un bel giocatore ma ultimamente sta rendendo veramente poco, quindi non paragoniamo. Però non ti puoi prendere Nandez e toglierti Demme, tu al massimo puoi prenderti Nandez per sostituire Fabian, quindi per l'anno prossimo. Quindi tutti questi discorsi non valgono per gennaio, dove credo che i giochi siano finiti. Lo stesso Tagliafico. Benissimo, vogliamo prendere Tagliafico, deve uscire un terzino perché i 4 centrali non si toccano e uno è in prestito perché il Napoli si toglie Manolas nell'emergenza generale. Ragioniamo. Che cosa succede? Che abbiamo Gulam mezzo recuperato, Mario Rui che è il titolare praticamente di quella fascia, Di Lorenzo dall'altra parte e Malquit. Ti vuoi togliere Malquit per prenderti Tagliafico, ti ritrovi con 3 terzini sinistri e Di Lorenzo solitario, che comunque è solitario perché Malquit non gioca e Zanoli non gioca,
da solo su quella fascia. E ad un certo punto, se pure lui è perfetto ed è un robot e gioca come Callejon tutte le partite, è un difensore, i cartellini gialli aumentano, ad un certo punto te lo ritroverai squalificato, ci devi adattare Tuanzebe, non mi sembra una soluzione ideale. Allora, ragioniamo. Se il Napoli sta facendo questo discorso per Tagliafico adesso è per battere un'eventuale concorrenza, perché anche Tagliafico va in scadenza. Allora, se tu sei interessato, probabilmente stai facendo un discorso di prenderlo adesso, lasciarlo, oppure approfittare, eccetera, eccetera, ma non te lo puoi portare subito, perché dovresti rinunciare a Malquit. E non ha senso logico tatticamente. Allora tu probabilmente stai impostando un discorso per avere l'anno prossimo 2 terzini sinistri che sono Mario Rui e Tagliafico. E io vi dico, l'ho visto giocare quelle poche volte Tagliafico, per me sono quasi uguali. Tagliafico ha un pochino più di assist, qualche gol in più nelle gambe, ma l'altezza è quella, l'età è quella. Veramente non è che, mamma mia, Tagliafico. Mi sa un po' di quel discorso alla Emerson Palmieri, che a me non scaldava tantissimo Emerson Palmieri, non scalda Tagliafico, onestamente. Ma va bene, può essere un discorso che si fa per la prossima così. Nandez non ha senso adesso, ma noi dobbiamo ragionare su quelli che poi perdi. Il Napoli in questo momento starà con le mani nei capelli per quelli che perdiamo, per quelli che rischiamo di perdere, perché poi l'anno prossimo torna Zedadka, torna Filippo Costa, torna Candellone e torna pure Maciac, e dobbiamo vedere se il Napoli poi si affiderà a qualcuno di questi, perché abbiamo Mertens in scadenza, abbiamo Ospina in scadenza, abbiamo Malquit in scadenza, quindi Malquit come te lo vendi adesso? Qualcuno aspetta un qualche mese e se lo prende l'anno prossimo, se lo vuole prendere, se il Napoli non lo sta rinnovando. Abbiamo Juan Jesus che era un prestito secco e si può fare un discorso di ricomprarcelo, e Gulam. E poi dobbiamo stare molto attenti alla questione Ruiz, Koulibaly, Meret e un ass, lo stesso un ass, perché Insigne non fa parte più di questa situazione, perché Elmas a metà Napoli non convince, perché poi voi mi venite a parlare di Zerbin, va benissimo, magari è il nuovo talento, ma Zerbin tiene più o meno l'età di Elmas, o sbaglio? Me lo dite voi nei commenti, così mi dite hai sbagliato, c'ha un anno in meno, va benissimo. Lo stesso, però Elmas nel frattempo ha esperienza internazionale, gol e presenze nella sua nazionale, e nel Napoli già ha fatto quella cosa. Zerbin lo devi far abituare ad altri livelli, altri ed alti livelli. Lozano, stesso discorso, sta qua 2024 insieme a Zelinski, Marfella, Politano, Rachmani, Petagna, Demelo Bottega. Poi torna Zerbin, torna Ferrari, Dursi e Labriola. Lo stesso Zanoli, si parlava del Vicenza, un giocatore che secondo me un futuro lo può avere, ma Spalletti non ci sta puntando, non lo sta buttando nella mischia, evidentemente non lo ritiene pronto. Allora uno deve fare una serie di discorsi logici, logica, mettiamo la logica più che l'idea, più che il sogno, più che quello che dobbiamo fare, quello che vorremmo fare. Per chiudere, signori miei, quando sento dire Bezos si compra il Napoli, l'Amazon, eccetera eccetera, De Laurentiis vuole fare il presidente onorario, lascia tutte le cose ma fa il presidente onorario, ed è qui che io chiudo il sipario. Signori, che De Laurentiis stia nel Napoli e mantenga il Napoli in piedi, il Bari, il Napoli, eccetera eccetera, è una questione economica. De Laurentiis odia il calcio, lo dice tranquillamente. Mi sono rotto i coglioni, mi sono rotto le balle, voglio tornare, non vedo l'ora di andarmene ad Hollywood, me ne voglio andare un pochino a Los Angeles. Si è rotto le balle, un pochino perché non si può vincere, un pochino perché non ti rispettano, un pochino perché lui tiene tutti i conti a posto e non è un vantaggio, anzi è uno svantaggio. Secondo voi, fatemi un discorso logico, Amazon si compra il Napoli, ok, tutto è possibile nel calcio. Amazon si compra il Napoli e De Laurentiis resta. Ma De Laurentiis fa una corsa e se ne va. Gli piace la pizza romana. Che rimane a fare? A fare il presidente onorario perché ama il Napoli. Non diciamo stupidaggini, non diciamole le stupidaggini. Se dovesse accadere, De Laurentiis fa una corsa e se ne va. Poi ho sempre avuto quest'idea che lui vuole mantenere una legacy, che vuole creare una cosa per la sua famiglia che resta per i figli. Vediamo, perché ci sono delle problematiche, il calcio si sta sviluppando in maniera diversa, è cambiato radicalmente rispetto a quando De Laurentiis è entrato in questo mondo, quindi giorno dopo giorno
aspettando il 2026, vediamo che cosa succede. E stiamo in campana perché io sto pensando solo alla Salernitana. Qualcuno sta facendo le tabelle, battiamo quelle, poi pareggiamo con quelle, poi le altre perdono con quelle, pareggiano con quell'altra. Il Napoli lotta per lo scudetto. Io sto pensando solo alla Salernitana e c'è il pericolo che non si gioca perché la Salernitana è uscito un altro positivo oggi. Quindi stiamo in campana e potrebbe succedere un macello con le ASL, con il nuovo protocollo e una serie di problematiche. Facciamo attenzione perché anche questo significa mazzo, un Napoli in fiducia, un Napoli in forma che potrebbe accelerare sul campionato, potrebbe ritrovarsi con la partita in sospeso e le altre recuperare e quindi anche visivamente e psicologicamente ce ne scendiamo. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi prego, ragioniamo insieme e non diciamo stupidaggini perché diamo aria alla bocca e diamo visibilità a persone che veramente non sanno nulla oppure sanno qualcosa ma la sanno un po' così e così e preferiscono buttarla lì perché nel frattempo il nome gira. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.